La letteratura in Friuli. Au gringos! Le prime testimonianze dell'uso della lingua friulana si hanno in alcuni testi del XIII e del XIV secolo, ma è nel XV secolo che inizia la stampa di documenti e la nascita di società letterarie in embrione. Il Seicento è dominato dalla Brigata Udinese e dalla fervida ispirazione di Hermes di Coloredo. Tra il 6 e il 700 si dilata la produzione in Friuli e Gorizia ne concorre. Nell'Ottocento invece ha grande influenza la figura di Pietro Zorutti, considerato a lungo il poeta friulano per eccellenza. Avanzano in questo secolo gli studi sul friulano, sia parlato che scritto, mentre si esprime la prima significativa voce femminile, Caterina Percotto. La svolta per la letteratura friulana si manifesta nel segno della rottura. Nel 1942, mentre si festeggiano i 150 anni della nascita del Zorutti, due voci prendono decisamente le distanze, quella di Giuseppe Marchetti e quella di Pierpaolo Pasolini. È grazie a Pasolini che il friulano si impone per la prima volta fuori dai confini regionali, dove è utilizzato in modi del tutto nuovi. Ma è soprattutto nella poesia che la lingua friulana è un terreno inesplorato e giovane. Tra i personaggi che hanno influito nella diffusione della letteratura friulana possiamo citare Ugo Pellis, fondatore della Società Filologica Friulana, Antonio Bellina e Francesco Placereani. Nel contemporaneo va citato il poeta Pierluigi Capello, che ha tradotto in friulano varie opere. Carlos Gorlon, che con i suoi romanzi ha raccontato la vita contadina, e il poeta andreano Federico Tavan.